arrivare la notizia di una tragedia avvenuta oltre confine, in Belgio. Una grave sciagura si è verificata nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, un'esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di carbone di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato. Si temono oltre 200 morti, in gran parte italiani. I primi cadaveri riportati in superficie dalle squadre di soccorso appartengono proprio a nostri connazionali, emigrati da Sicilia, Abruzzo, Calabria e altre regioni d'Italia. Ecco il primo elenco delle vittime. Carmelo Baio e Calogero Reale, di Montaperto, Agrigento. Campisi Sebastiano, di Augusta, comune in provincia di Siracusa. Gaetano Indorato, di Sommatino, provincia di Caltanissetta. L'Abruzzo pagherebbe il prezzo più alto per numero di vittime. Sono di Farindola, comune in provincia di Pescara. Raffaele Ammazzalorso, Angelo Damiani. Da forchia di demonio, panza a terra mi calao, da fronte una vampella come un cuore di Gesù. E io vado in carne, a voglia che ne fai, vi dico sul dico, mi sempre ti sognai. E ritornare in cielo, l'alba che lucia, solo chi ste brazza fecero a beniccia. L'anima dia e quando ti passai, vi dico so vi dico, vi sempre ti sognai. Così mi sventricate come serpe Charleroi, con le potette fora non so bello e vere. Ninnella, ninnè, che raggio che mi fai, vi dico so vi dico, ma ancora sto a sognare. Sulle sciate, 30 anni di scentrase, 30 anni di tornare. Adesso sotto tarantola non mi vede manca sto. Vi dico su, vi dico, sempre sognerò.